Al Teatro Pirandello domani domenica il Forum per la pace che guarda al futuro, religioni, diplomazia, istituzioni e infanzia nei conflitti. Il Rotary è pronto ad accendere riflettori sulla costruzione della pace positiva con il loro progetto Edifichiamo la pace. In un mondo dove sembra esserci sempre meno pace, il distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta, attraverso una commissione ad hoc, ha deciso di promuovere un forum per la pace, che è molto di più di un evento, ma un laboratorio di idee, di visioni condivise e anche un luogo dove si prova a seminare il futuro delle prossime generazioni. E così domani dalle 9 alle 13 il Teatro Pirandello si trasformerà per un'intera mattinata in una vera e propria agorà della pace, dove esperti, attivisti, studiosi discuteranno i temi più urgenti del nostro tempo, come il tema delle religioni, la diplomazia, il caso della Palestina e ancora l'infanzia nei territori di guerra, con voci silenziate da ascoltare. Si proverà anche a capire come rendere la pace duratura, cultura, giustizia e partecipazione, trasmettendo il valore della pace in un mondo che cambia. La pace positiva non è solo l'assenza di guerra, dice Pietro Leto, ambasciatore dell'Institute for Economics and Peace, ma la presenza viva della giustizia, del rispetto reciproco, della dignità per ogni essere umano, è una pace che si costruisce ogni giorno con gesti concreti, con il coraggio di scegliere il dialogo invece del conflitto. In sostanza sarà anche un'occasione di confronto e di riflessione in cui la parola pace non sarà usata solo come slogan, ma esplorata nella sua dimensione concreta. Il Rotary, conclude Giuseppe Pitari, governatore del distretto 2110 del Rotary, ribadisce il suo impegno globale in favore della pace. Continuiamo a essere costruttori di cambiamento, ambasciatori di sostenibilità, testimoni di speranza. Ogni nostro gesto può diventare un seme che germoglia, ogni nostro progetto un albero che cresce. Il futuro lo costruiamo insieme.